Allora, stiamo parlando di patrimoni, ville venete, ville castelli, nella nostra realtà, stupendi, fragilissimi, molto delicati, richiedono grandi cure e attenzioni, richiedono anche dei sistemi innovativi di business, come diceva, mutuati anche dall'estero, perché poi magari in alcune parti del mondo sono più attenti a certe cose, pur di riuscire a mantenerle in piedi. Ma la villa non è solo fine a se stessa, come il castello non è solo una struttura, c'è il paesaggio, che diceva appunto la Presidente, è estremamente importante, e all'estero l'hanno già capito, negli Stati Uniti, ma anche io dico in Estremo Oriente, perché in Giappone il ruolo del paesaggio, le armonie, e anche in alcune realtà che non sono state deturpate, anche in India per esempio, aveva un ruolo importantissimo, cioè la struttura affacciata che dava un certo tipo di senso di benessere. Queste ville hanno ancora questa possibilità tutta attorno a loro, oppure si è perso qualcosa? Allora, in realtà la possibilità e il potenziale c'è tutto, come c'era quando sono state costruite, no? Costruivano del parco. Esatto, una comunità, in realtà davano da lavorare a tutta una comunità, era un fulcro di un sistema che operava attorno, e lo possono essere tuttora, e alcune lo sono tuttora. Se dobbiamo pensare che ovviamente la costruzione di una villa veneta, tra le altre cose, la cosa incredibile è che le ville venete coprono tutte le destinazioni turistiche del Veneto, e questa è una cosa molto interessante. Partiamo, sono ville venete nelle Dolomiti, ci sono ville venete nei Colli Euganei, ci sono ville venete non solo quelle di Venezia, che sono le più conosciute, della Riviera del Brenta, nella parte, diciamo così, dei Colli del Prosecco. Quindi la villa veneta è in se stessa una quasi destinazione, se mi posso permettere, no? Turistica. Infatti, quando siamo partiti a progettare la giornata delle ville venete, ci siamo soffermate a pensare a una domanda molto semplice: cosa oggi puoi fare in una villa veneta? No, una volta si facevano tante cose, e siamo tornate proprio facendo un percorso dalla storia fino ad oggi. Cosa oggi tu puoi fare in una villa veneta? Pochi sanno che si può soggiornare in una villa veneta. Tantissimi dei nostri soci, insomma, hanno degli appartamenti pazzeschi all'interno della villa, appartamenti, camere, insomma, e diverse tipologie di offerte, e che non sono tanto costose quanto uno possa pensare, no? Perché in realtà sono, tra le altre cose, sono delle esperienze autentiche che uno fa. Magari soggiorna in una villa veneta, si sveglia e può far colazione anche con il proprietario vicino. Ci sono delle realtà che consentono questo, quindi puoi soggiornare e vivere la villa veneta di giorno e di notte. Oppure che cosa puoi fare in una villa veneta? Puoi degustare i prodotti della villa. Tantissime ville, come sappiamo, abbiamo detto anche prima, nascono proprio per la parte agricola, no? Per i prodotti che venivano fatti. Ancora oggi mantengono questo tipo di identità che è fortissima. Moltissime ville venete sono legate al vino, con prestigiosissimi vini. Noi stessi abbiamo fatto, come Associazione delle Ville Venete, un progetto che era proprio Ville Venete e Vini, perché moltissime di queste, da Verona, dalla Valpolicella al Prosecco, insomma, fino a passare al Serpino dei Colli Euganei, producono dei vini d'eccellenza. Fino a fare, diciamo così, delle esperienze sui parchi, perché dobbiamo ricordarci anche che la Villa Veneta, come dicevamo prima, è anche giardino, è anche, diciamo così, una parte quindi naturale, no? E poi è una parte che accoglie diversificati target, anche questo è una cosa molto interessante. Non è solo l'accoglienza del visitatore della domenica o del sabato, ma anche l'accoglienza magari delle famiglie. Moltissime ville venete, abbiamo visto anche in queste esperienze, hanno dedicato per questo tipo di target family delle cacce al tesoro, dentro i parchi, dentro la villa. Quindi ci piaceva rispondere a questa domanda: che cosa puoi fare in una villa veneta? Puoi fare tantissime esperienze. Cioè quello che sostanzialmente la famiglia che vive la villa fa.
poi Esatto. soltanto aperta al pubblico, quindi con il rispetto dovuto per la struttura che va Sì. in qualche modo preservata e tutelata, quindi con l'educazione del caso, però si possono fare tantissime cose. Io sto pensando anche alle esperienze enogastronomiche, no? Che in queste cucine che sono ancora costruite con dei criteri particolari, sono dei luoghi fantastici. Poi soprattutto, forse, chiedo anche a lei, con il fatto che adesso ci sono state delle serie televisive anche molto importanti, che sono state ambientate in strutture, ville non in Italia, però all'estero, che hanno fatto vedere al telespettatore cosa vuol dire vivere in queste case straordinarie. Ancor più hanno acquisito fascino quelle che sono nel nostro territorio. Bisogna dire che in questo momento stiamo conoscendo anche un tipo di turismo, non solo nazionale, di prossimità, ma anche internazionale, un turismo slow, green e sostenibile. E io credo che in quest'ambito rientrano perfettamente le esperienze, ad esempio quelle delle eccellenze, i prodotti d'eccellenza. Una Villa Veneta dei prodotti d'eccellenza da offrire a chilometro zero, per cui questo è un messaggio che naturalmente è molto importante. Siamo sempre più vicini alla natura, siamo sempre più vicini a quella che è l'autenticità del prodotto, e dunque il fatto di avere questi, diciamo, sapori che sono il risultato anche di antichi saperi, come si produceva una volta, viene proposto il prodotto proprio quello originario, quello autentico del luogo, è qualcosa che indubbiamente affascina il nostro pubblico, il visitatore in genere. E poi appunto le distanze, il fatto di poter passare qualche giorno, di poter soggiornare, di poter vivere appieno queste realtà, e dunque si può affittare una bicicletta. Spesso le nostre ville propongono l'utilizzo di biciclette per andare a fare dei giri con delle cartine, magari con delle piantine, in modo da potersi orientare nel territorio. Sono tutti modi veramente di vivere appieno, e non quel mordi e fuggi, toccata e fuga, ma proprio quello di vivere la realtà di queste nostre ville. E mi sembra estremamente educativo, tanto per le giovani generazioni, che dunque entrano in contatto con delle realtà che forse in città sfuggirebbero, o non potrebbero assolutamente. Non avrebbero modo di vedere, infatti, sì. Ma anche per le persone che hanno una certa età di scoprire magari luoghi che non potevano, sapevano che c'erano, ma erano inaccessibili, perché poi anche questo è un dato di fatto. Quali sono secondo lei le criticità che vivono nel nostro paese queste strutture? Per esempio, dicevo, la fruibilità in Francia, i famosi chateau da tantissimo tempo, insomma, si può soggiornare tranquillamente, sono già aperti, cioè, sono molto utilizzati, ma anche c'è un marketing, visto che lei è esperta di marketing, c'è un marketing spinto, no, di questo, e anche in altri paesi comunque questo avviene. Da noi c'è adesso, ma è tardato a venire, e comunque, forse accennava anche la Presidente, non è a tutti conosciuto. O forse lo diceva lei, si pensa che ci siano dei prezzi inaccessibili, una persona neanche si avvicina per curiosità, e invece non bisognerebbe forse valutare questi aspetti? Assolutamente sì, c'è ancora molta strada da fare nella conoscenza di questi beni che alla fine è un patrimonio dell'umanità vera e propria. Perché poi consentirebbe ai proprietari di poterli mantenere. Assolutamente sì, questo è sicuramente un punto notevole e importantissimo, no? Pensiamo sempre ai beni del National Trust inglesi, piuttosto che altri tipi di realtà europee, dove ovviamente hanno anche altri tipi di possibilità di gestione, no? Che forse è in certe situazioni più agevolata. Nello stesso tempo devo dire che il patrimonio culturale che abbiamo noi è talmente tanto e talmente diversificato che forse in determinate situazioni standardizzarlo, come in altri casi, vedi i castelli della Loira o i castelli scozzesi, è molto più facile, no? Mentre se lei pensa, ogni villa ha una propria anima e un proprio prodotto che è molto diversificato da magari quella che gli sta vicino, e questo secondo me è un potenziale enorme che molte volte magari diventa difficile anche da comunicare a un pubblico che non conosce ancora questo tipo di prodotto, ecco. Però io penso che siamo arrivati nel momento giusto, dove dopo il lockdown, insomma, si sono aperte tantissime altre visioni e opportunità, sia di turismo di prossimità, ma anche con una consapevolezza di un turismo internazionale molto più attento all'autenticità
L'autenticità che tu trovi in una villa e lo slow che tu trovi in una villa non puoi trovarla in nessun altro luogo. In più aggiungo che c'è anche un connubio fra il paesaggio che dicevamo prima, una struttura architettonica, una storia e un'enogastronomia che è come avere un'offerta turistica integrata già completa senza il bisogno di nessun'altra cosa. Non le nego che la stessa associazione ancora nel periodo di marzo ha lanciato un prodotto che forse abbiamo raccontato anche qui, che è il Grand Tour, no? Questa possibilità anche di visitare ovviamente attraverso dei percorsi diversificate ville. Okay. Nel momento in cui uno visita la Rotonda e visita il Castello di San Salvatore sono due entità completamente diverse che però riempiono di una storia d'Italia fondamentale, no? Però sono due entità pregiatissime ma diverse, quindi è veramente secondo me un potenziale che deve essere continuamente raccontato. Okay. Anche iniziando appunto attraverso forse anche il turismo scolastico, cosa che noi ci stiamo lavorando, no? Dalle nuove generazioni, dai piccini che vanno in tantissime occasioni in visita scolastica alle ville e non sempre ai musei, ma in queste case vive dove tante volte trovano il proprietario che gli racconta la villa, fino a, come diceva bene lei, magari a un pubblico più senior, più qualificato, più strutturato, culturale, ecco. Però in realtà la Villa Veneta può accogliere veramente diversificati target per tutte le varie esigenze. Infatti, ma poi la cosa anche molto particolare è il fatto che quando si visita l'antico maniero, una struttura sono museali, no? Sono strutture museali, quindi ti lasciano questa, la villa di Caserta, vabbè, a parte che è mezza chiusa, sì. Però la visiti e devi metterci un po' di tuo, di fantasia, perché l'arredo sì è sistemato, però è strutturato per il pubblico. Il fatto di entrare invece in una villa che ha un'anima perché è abitata, ti fa rendere forse maggiormente conto di come anche c'era un arredo, c'era un modo di abitare gli spazi. No, che è importante. In realtà noi vogliamo uscire da questo concetto. Per troppo tempo le ville venete sono state viste come dei beni musealizzati, un museo, per cui con il pubblico forse si avvicinava ogni tanto con un po' di difficoltà. Certo, c'è un certo tipo di pubblico affascinato da tutto quello che è l'architettura, da quello che sono gli affreschi, ed è una cosa, però c'è anche un pubblico che invece apprezza, come stiamo vedendo ora, proprio il fatto che queste ville escano da questo concetto di musealizzazione per essere in un certo senso a portata di mano del visitatore, ovvero sia il fatto che il visitatore trovi qualcosa da fare e di bello, che lo interessa, ad esempio una caccia al tesoro. Voi penserete, una caccia al tesoro, beh, una caccia al tesoro, si fa cercare qualcosa in un parco. No, la caccia al tesoro può essere, ad esempio, con un gruppo di bambini, facendo loro vedere degli affreschi e andare alla ricerca del dettaglio, dove in questo ciclo di affreschi ci sono degli animali. Che animali trovate? Oppure che tipo di... e dare altri tipi di spunto in modo che i bambini poi vediamo un particolare che magari può sfuggire. Ecco, sono subito affascinati da un'immagine del genere e allora la loro curiosità e il loro occhio si abitua anche a vedere cose belle, cose diverse. Per cui questo è un aspetto per noi fondamentale, il concetto delle case vive. E aggiungo anche che vedevamo prima delle foto vediamo gli interni sono resi vivi proprio. Esatto, dove si poteva fare anche dello yoga. Abbiamo visto il Castello di Thiene piuttosto che la Rotonda, a volte propongono questi cicli di yoga, quindi è meraviglioso pensare che uno unisce una parte, diciamo così, eccolo qua, sì, di un'esperienza che fa bene al corpo, allo spirito, ma dove immersi in una bellezza. Quindi uno viene rigenerato, perché non è uno yoga dentro un parco, ma uno yoga con lo sfondo magari del Castello di Thiene. Quindi sono anche, diciamo così, predisposti a questo tipo di attività che va a sottolineare come la bellezza in questo momento fa bene, no? E è molto più alla portata di tutti, se uno pensa. Quindi tornando alla parte, diciamo così, di riuscire a visitarli o a fare qualcosa all'interno, uno ne esce arricchito non solo dal punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista esperienziale. Ecco. Infatti, ma per i proprietari, perché dopo c'è l'altro aspetto, perché senza dubbio per il pubblico è un'ottima opportunità, è bello, se poi le cose fossero anche più diluite nel tempo,
Anche il fatto di non andare in massa, perché uno dice rinuncio, se devo andare ammassato insieme ad altre persone no, se invece c'è una, bellissimo questa anche in maschera, Sì. Il fatto di trovare magari poche persone, quindi perché lo fai più volte, quindi si spalma nell'arco del tempo, dell'anno eccetera, ma per i proprietari, torno a dire, è tanto oneroso, è tanto faticoso, apprezzano questo tipo di cose, di aperture, oppure non è sempre così? E Diciamo, bisogna fare un passaggio anche culturale con loro. Sì, io credo che molti proprietari, proprio grazie a questa iniziativa, hanno capito l'importanza non solo di fare rete, ma di aderire ad una proposta che potesse, come è stato il caso questa volta, lasciar loro totale libertà nel tipo di offerta da proporre al pubblico. Ah, quindi le sceglievano loro? Assolutamente. Sono proprio loro perché che le hanno sviluppate in base alle loro peculiarità. Quindi se la villa è più propensa, diciamo così, ad avere una cantina interna, magari facciamo la visita guidata e poi la degustazione, piuttosto che quindi sono loro stessi che hanno strutturato la propria esperienza in base a quella che era più la loro anima di quel momento. E faccio un esempio, Villa Rossi Foscarini, sì, che ha il Museo della Scarpa, che è Sastra, ha sviluppato, al di là della visita guidata, anche un laboratorio sulla scarpa. Quindi è stato molto interessante, quindi si andava ad approfondire anche l'identità stessa della villa con la parte esperienziale. Esatto, i proprietari di villa si sono riscoperti in un certo senso, hanno riscoperto la propria villa e hanno scoperto tutto ciò che si poteva fare, cioè è stata veramente un'esperienza anche per i proprietari che hanno visto che in fondo la loro villa, che era sempre stata magari vissuta in un certo modo, considerata dai genitori, dai nonni, dalle generazioni precedenti come semplicemente un luogo nel quale vivere, magari diventato troppo grande, diventato troppo freddo, diventato troppo complicato, in realtà proprio quella stessa villa poteva fornire molte più esperienze e dare nuovi spunti. Per cui quello è stato un percorso, diciamo, di formazione in un certo senso anche per i proprietari. Assolutamente sì. Cosa si è, tra virgolette, divertita, impegnata a fare nel castello di San Salvatore? Allora, da noi abbiamo organizzato in modo particolare, dicevo, siamo legati alla cantina di Collalto e dunque abbiamo organizzato delle degustazioni teatralizzate. Che cosa allora, sono? Che appunto sono praticamente avevamo 2 giovani attori che avevano naturalmente la storia della famiglia a portata di mano, dunque hanno potuto elaborare sulla base di alcuni indizi che avevamo dato delle degustazioni, ovvero sia partendo, le faccio un esempio concreto, avevamo 3 tappe, non troppo lunghe, 10 minuti e in ciascuna di queste tappe l'obiettivo finale era quello di giungere alla presentazione di un vino. Primo vino, San Salvatore, un prosecco. E perché San Salvatore? Allora da lì lo spunto per raccontare il castello, la collina di San Salvatore, come è nato il castello, raccontandolo naturalmente in modo affascinante, come sanno fare degli attori, coinvolgendo magari anche il pubblico presente. Oppure un altro vino nostro si chiama Rambaldo, un nome di famiglia, abbiamo 17 Rambaldo, contiamo 17 Rambaldo nella nostra storia familiare. E allora la storia dei Rambaldo, che naturalmente partiva da prima dell'anno 1000 per arrivare a quelli più bellicosi nel 1500, a quelli che sono battuti contro la Repubblica di Venezia perché non accettavano di giurare fedeltà alla Repubblica, insomma una serie di vicissitudini raccontate, le dico, nello spazio di 10 minuti, difficile condensare anche ogni tanto magari 1000 anni di storia, però 10 minuti con questi personaggi particolari, per cui presentazioni molto vivaci seguite poi dalla degustazione del vino con la spiegazione del vino. Per cui è stato un modo di conoscere la storia del castello, conoscere un po' gli elementi principali di alcuni dei nostri vini, le caratteristiche e un po' quella che è la produzione e il territorio, perché non dimentichiamo che noi veramente difendiamo il territorio e riteniamo che il territorio sia la nostra straordinaria ricchezza
per tutta la collettività, per tutta quella che è la comunità. Per cui quello che è stato bello in queste 2 giornate, in questa esperienza delle giornate delle Ville Venete, è che in fondo si è creato, si è capito il forte legame che ci può essere, che c'è tra la villa e la comunità locale, cosa che invece una volta non era proprio così, perché il proprietario veniva visto come qualcuno di distante, di avulso a quella che era la realtà. Privilegiato, ma non privilegiato sì. Erroneamente, anche perché spesso si immagina che una grande villa necessariamente si accompagna a un grande patrimonio. Certo. In realtà è raramente questa la situazione. Anzi, sono più le difficoltà che si incontrano. Quello che c'è però come elemento, come nota conduttrice, è proprio il fatto che l'amore per le ville è proprio per la propria dimora, diciamo, è veramente nel DNA dei proprietari, e dunque un proprietario farà tutto quello che potrà per salvare la propria villa, per cercare di darle un futuro. Ecco, se non è così è proprio perché le circostanze non permettono più di portare avanti. E quindi anche realtà. Trasmettere questa passione ai propri figli, perché questa assolutamente fondamentale. Questo qua l'aspetto generazionale diventa sì. saliente, effettivamente. Siamo un po' in chiusura. Cosa si sente di dire ancora per completare un po' il quadro che abbiamo fatto di questa riscoperta di questi patrimoni, o scoperta, perché non essendo sempre aperti è anche una scoperta? Io penso che sia un inizio di un percorso che sarà un percorso stimolante e divertente, sia dal punto di vista di un proprietario che comincia... Ha sperimentato, poi dice perché no, proviamo a continuare. Perché no, esatto, proprio così. E anche che prenda un po' più, come posso dire, voglia, coraggio di poter anche diversificare, no? la propria offerta turistica, non solo le visite ma anche tante altre cose, perché all'interno di quest'anima della Villa Veneta ci sono tantissime attività da poter fare. E poi colgo l'occasione di dire che questa parte di amore che c'è nei proprietari delle Ville Venete traspare nei loro racconti, e questa è la cosa più affascinante che non si trova da nessun'altra parte. Ecco. Assolutamente, quindi con l'auspicio che questa iniziativa, qua tanto stiamo vedendo altre foto molto belle, molto coinvolgenti, tra l'altro fortunato anche perché il tempo ha giocato a vantaggio, possano ripetersi, quindi sta anche a voi con la vostra capacità dialettica e persuasiva di coinvolgere anche quelli che non sono iscritti, perché poi avete un numero di iscritti ma tanti, le ville sono migliaia, quindi possono aprire i loro patrimoni a tutti per renderli fruibili, per far crescere, perché è un modo per crescere anche culturalmente. Io vi ringrazio naturalmente di essere state qui con noi, grazie di questa partecipazione, di questo momento anche di approfondimento. Ci sarebbero tante cose da dire ma lo faremo ancora, quindi questo è un capitolo che intanto apriamo, e io, cari telespettatori, vi lascio. Naturalmente la puntata la potete rivedere in replica sul nostro sito, e buon proseguimento.